È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica della nuova tangenziale di Agrigento, un'infrastruttura chiave dal valore complessivo di oltre 2 miliardi di euro. L'opera punta a rivoluzionare la mobilità nell'Interland agrigentino, migliorando i collegamenti tra i principali centri urbani, snellendo il traffico lungo la fascia costiera. Il progetto riguarda una variante alla strada statale 115 sud-occidentale Sicola, nel tratto che interessa i comuni di Agrigento, Porto Empedocle, Realmonte, Siculiana e Montallegro in provincia di Agrigento. La variante inizia in prossimità dello svincolo di Montallegro Torre Salsa nel comune di Montallegro e termina poco oltre la frazione del villaggio Mosè ad est di Agrigento. La tangenziale fu progettata per decongestionare le strade urbane, permetterà di ridurre i tempi di percorrenza e incrementare la sicurezza. Particolare attenzione è stata riservata alla modernizzazione della viabilità costiera, da anni segnata da flussi congestionati e criticità legate al traffico locale che a quello turistico e commerciale. Il progetto prevede una rete di collegamenti che favorirà lo sviluppo economico, supportando la mobilità dei residenti e dei visitatori. Con l'approvazione del piano si potranno così avviare le fasi successive, previsto con l'obiettivo di creare un asse di infrastrutture moderno e funzionale. Diversi gli incontri avvenuti ad Agrigento da parte dei rappresentanti dell'ANAS nel periodo compreso tra il maggio del 22 agosto al Collegio dei Filippini e al Teatro Pirandello, che ha visto la partecipazione dei vertici dell'ANAS, tra cui Caterina Borruso, esperta in progettazione, Gildo Barbera, coordinatore del dibattito, l'architetta Fernanda Faillace della direzione tecnica dell'ANAS, che a suo tempo illustrò l'iter per arrivare all'approvazione del progetto. Adesso, dopo oltre 4 anni, è arrivata la notizia anticipata dall'onorevole Roselina Marchetta, deputato segretario dell'ARS, che ha così commentato: esprimo grande soddisfazione per un progetto che finalmente guarda al futuro del nostro territorio. Ringrazio l'ANAS e tutto il gruppo di lavoro multidisciplinare della direzione tecnica ANAS coinvolto, che hanno portato a termine un iter così complesso per l'approvazione del progetto. La nuova tangenziale non rappresenta solo un'infrastruttura, ma un simbolo di attenzione verso i cittadini, lo sviluppo sostenibile del nostro territorio. È un passo concreto per migliorare la vita quotidiana di chi percorre le strade della provincia per valorizzare la straordinaria potenzialità della nostra costa.